ci sono anche degli artisti. Maria Carta, ciao Maria, grazie. Ecco, io vi ho portato la carta da musica. Da noi porta bene, generalmente si fanno i matrimoni o nei battesimi. Battezziamo sto Rossi Bar quest'anno affinché cresca con l'aiuto di Dio. Ma l'hai fatta tu questa carta? Questa l'ho fatta io stanotte con una mia amica che si chiama Zia Caterina. Ok, grazie, e se tu la distribuirai dopo ci fai un favore, ok? Quindi potete dopo venire a prendere la carta da musica che ha fatto Maria Carta, guarda che strano. Maria, devi portargli il pane a Luca come augurio, perché devi portare queste mezzalune splendide, devi portarlo a Luca, devi portarlo alle persone, perché il pane porta bene, il pane è molto importante, vero? Sì, il pane è la fortuna. Porta fortuna, è la nostra vita, la vita di tutti. Senza il pane non si può vivere. Sono fatti a forma di luna, queste sono delle mezzelune, così veniva fatto per i pastori per portare sul pascolo, perché doveva durare un mese. E questo, nel nostro mondo povero, la nostra ricchezza è il pane, è la carta da musica. Grazie Maria Carta. Noi andiamo in un altro mondo che... da musica. Perché avete chiesto espressamente la carta da musica? Ma perché oggi è luna piena e Roxy Bar nasce di luna piena e se questa è la luna... Cioè è importante. Com'è che io ho fatto mezzaluna allora? Chissà perché. Perché non sei ancora convinto che siamo in luna piena? Devi convincere che la vita continua e quindi... Strano, perché generalmente questo pane si fa sempre pieno, no? A luna piena. E io invece sono tornata indietro nel tempo e l'ho fatto come si faceva anticamente. Perché tu canti la memoria, sei la testimonianza vivente della memoria, invece loro sono la testimonianza vivente del futuro, giusto? Speriamo di sì. Comunque il Roxy Bar nasce sotto il segno dello Scorpione con l'ascendente in Cancro, che è sempre il segno della luna, e quindi forse la memoria del passato è proprio per questo. Sei Cancro? Sì. Che vuoi fare? Beh, anche te, Ron. Io ho l'ascendente identico a Roxy. Allora, azienda in una canzone di cui abbiamo bisogno, Ave Maria. Devi sapere che Maria, chi siete grazia piena, de grazia se sai vena e isa currente. De grazia se sai vena e sa currente. Su de cosa onnipotente, con te cos'è che vi stato, però chi t'ha preservato immacolata. Pro chi t'ha preservato immacolata, benedita e laudata, e soprattutto tu gloriosa, mamma, pizza e sposa de su Signore. Mamma, pizza e sposa de su Signore. Beneitus fiore, che frutto è su sinu,
Gesù, fiore divino, Signore nostro. Gesù, fiore divino, Signore nostro. Pregate Luca figlio vostro, chi tu so errore, ma noi sos peccatore, nos perdone. A noi sos peccadores, nos perdone. Me da grazia no done, in vita e in sa morte, me isa dicciosa sorte in paradiso. E in sa dicciosa sorte in paradiso. Spesso ai loro concerti, loro l'hanno fatto quando hai fatto tu il concerto a Cagliari. No, è veramente la terza volta che la facciamo. La prima volta è stata un'improvvisata a Ignos, c'eri anche tu e ci siamo limitati a fare dei cori. Poi a Cagliari, quando c'è stato il concerto per Maria, l'abbiamo cantata così come l'abbiamo cantata stasera, sempre non provandola, perché questa intanto è una cosa che in Sardegna si conosce bene. È una preghiera. La preghiera è Deus ti salvet Maria, cases de gracias piena, de gracias esas venas in sa corrente, su Deus onnipotente con te cos'è vistato, providia preservato immacolata, benita e laudata soprattutto gloriosa, mama, vizza e sposa de su Signore, benito su fiore che è frutto de su sino, Jesus fiore de vino, Signore nostro. Pregatelo a figlio vostro che tutto sos errores, a noi sos peccadores nos perdone. Me da grazias no done in vita e in sa morte, e isa dicciosa sorte in paradiso. Rimanete qui perché canterete ancora. Grazie a Maria Carta e grazie a Itazenda. Assicura che a te salubramo. Cadamo forte damo, damo, damo. T'assicura che a te salubramo. Cantamo forte damo, damo e damo. Sa forma se fura.
diretta a Roxy Bar, si accendono le luci. Questa è l'ultima mezz'ora di questa prima puntata che, devo dire, sta andando anche abbastanza bene nonostante i problemi tecnici che abbiamo, perché le prime puntate sono sempre un attimo così, eh? E beh, ma la prima volta è così, è importante per questo, perché in effetti guai una diretta perfetta, la gente non ci crede. È meglio che ci sia qualcosa. Anche per te è la prima volta di un qualcosa questa sera, adesso? Sì, questa sera io vorrei cantare una Ninna Nanna che non ho mai cantato in pubblico e un po' ho riportato un po' la memoria della Sardegna a quello che sono i brandelli di musica spagnola in Sardegna. E ho pensato di cullare qualcosa anch'io oggi. Diciamo che un augurio a questa trasmissione così bambina, speriamo che cresca bene e che poi appunto vada avanti, non per un anno solo, ma per tanti tanti anni. Fra l'altro c'è una cosa, dopo la chiamiamo, Grazia Di Michele sta per avere un bambino, sta aspettando un bambino e la dobbiamo chiamare. Dopo la chiamiamo, quindi intanto Grazia, visto che stai guardando, questa Ninna Nanna è per il bambino che sta per nascere, che stai per fare, e anche per questo Roxy Bar. Maria Carta. Le Ninna Nanne si cantano senza accompagnamento, così a cappella. Sono i suoni che ci cullano e poi in effetti le cose più belle della nostra infanzia poi ce le portiamo appresso, ci fanno compagnia. Sarà dieta Droma fiore me Ninna 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 Mai ti quería avanzare Ninna na niña, niña, dromo saber la mía, nina, 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 mai dicho que male, ti quería pasar nina. Ay, Ninna, 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 coro me Ninna, ay, Ninna, mai canto immenso è su mare. Ay, papá de amore, Ninna, 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 ay, 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 na, ay, Ninna, ay, na, ay, Ninna, ay, dromigoro, ay, Ninna, oh, ay, 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 Ninna, oh. Vieni Maria, c'è la dolcezza ma c'è anche la rabbia quasi di un bambino che vuole nascere in un mondo. Siediti qui. Io qui ho chiamato Grazia. Grazia? Pronto? La sentiamo in onda? Pronto? Ah, devo mettere giù. Mi senti? Pronto, sì, sono qui. Ah, ciao, grazie. Ciao Maria. Ciao, Ciao. Red. Ciao. Allora, come sei messo? Non doveva già nascere il tuo bambino? No, evidentemente non vuole, c'è ancora un pochino di tempo, ma credo sia questione di pochissimo. Ho sentito la Ninna Nanna.
È molto dolce. E io ti auguro tante cose belle. Ti ringrazio. Sì, so che nasci in un mondo un po' così, però in effetti l'infanzia è una magia, non prenderà le cose brutte, prenderà solo quello che c'è di bello, lo nasconderà dentro di sé e poi quando sarà grande questa bellezza interiore gli servirà molto o le servirà molto. Penso anch'io, grazie. So che comunque mettere al mondo un figlio è un atto di fede in ogni caso. Come? Grazie. Mettere al mondo un figlio è comunque un atto di fede e di speranza, no? Certo. Anche se è un mondo così difficile e pericoloso. È la cosa più bella che ci sia, mettere al mondo un figlio, amarlo, cullarlo e poi prenderlo per mano nella difficoltà della vita. La cosa più bella per una donna è proprio un figlio. Sì, ti ringrazio, penso di sì, Grazie. anche se è la mia prima esperienza, ma credo che sarà così sicuramente. Ti sento malissimo, Red, lo so, ma purtroppo mi ha chiamato al portatile e non a casa. Vabbè, ma io non sapevo dove tu eri, Lo so. perché potevi anche essere già in ospedale. Sì, lo so. Doveva nascere 4-5 giorni fa. Comunque tu hai interrotto tutta la tua carriera per adesso. No. Per adesso mi sto specializzando in ninne nanne. Come? Per adesso mi specializzerò in ninne nanne. Ah, ti specializzerai in ninne nanne, ok. Grazie, io ti saluto. Niente, ti viene un applauso da Roxy Bar dove tu sei venuta, eri incinta e non abbiamo detto niente ancora perché era ancora presto. Quindi Grazie. torna e ci farai vedere poi il tuo prodotto, il tuo miglior disco, ok? Va bene, grazie a tutti. Un bacio. Ciao, grazie, ciao. Ciao. Ok, grazie. Grazie a voi. Grazie a Maria Carta.